con le famiglie, come gestori, ci impegneremo ancora di nuovo a ricontattarle, a stare in contatto con loro, a fare informazione e aggiornamento, di nuovo anche sulle stesse materie che sono quelle vaccinali, invitando i pediatri, invitando i farmacisti o comunque chi lavora nel settore sanitario proprio sui vaccini, per fare di nuovo informazione, aggiornamento e farle scegliere in modo il più possibile informato sulla questione. La temuta tempesta si è rivelata tutt'al più un modesto acquazzone stagionale. Nel giorno della riapertura degli asili sono poche decine in tutta la regione i bimbi lasciati fuori perché non in regola col decreto sui vaccini. Nella città metropolitana, la più virtuosa tra le 7 province, su 3.700 bambini iscritti alle scuole materne della FISM, nessuno è stato lasciato fuori dai cancelli. 18 famiglie hanno però scelto di ritirare i figli dagli asili. Un'altra trentina non ha ancora presentato la documentazione, ma neppure annunciato di volersi opporre alla legge. Un bambino che resta a casa non è sicuramente un fatto positivo, va bene? Che resta a casa con i nonni, che resta a casa con la mamma, che resta a casa con i genitori, o che viene affidato a realtà che non sono realtà educative e scolastiche propriamente dette. Naturalmente rispetteremo e faremo rispettare la legge, conclude il presidente regionale della Federazione Italiana Scuole Materne, e speriamo che questo capitolo si possa concludere il prima possibile nella maniera meno dolorosa per tutti. Io mi auguro che, passata la buriana, passatemi il termine, sulle vaccinazioni di questi giorni, torniamo tutti ad occuparci dei bambini per quanto riguarda l'educazione e l'istruzione. Noi dobbiamo fare questo come scuole. La funzione sanitaria o funzioni di polizia proprio non ci appartengono e non vogliamo neanche averle, e quindi non sono i nostri compiti.